Benvenuti a tutti, benvenuti a quelli che vedranno questa live in differita, benvenuti a quelli che stanno vedendo questa live adesso, che sono le ore 11:10 di questo martedì 11 febbraio 2025. Benvenuti. Allora, in alto vedete un mio video dedicato appunto all'ultimo LP di Lorenzo Giovanotti Cherubini intitolato Il corpo umano, un video che sta avendo un discreto successo e io ho fatto un video con tutte le parole di tutte le canzoni che possono essere lette tranquillamente mentre si ascolta il brano. Praticamente potete ascoltare questo LP sia sui canali ufficiali, ci mancherebbe, che tramite questo video dove diciamo è un unico video lunghissimo, quasi un'ora, dove ci sono tutti i brani. Ovviamente i brani sono tutti uno di seguito all'altro e ci sono le parole di tutti i brani. Ok? Oggi dovremo andare a fare l'unboxing di due pacchi, uno proveniente da Amazon e l'altro non da Amazon. Ok? Quindi io direi bando alle ciance, iniziamo subito questo unboxing e andiamo a vedere cosa contengono queste scatole. Ovviamente è qualcosa che riguarda Lorenzo Giovanotti Cherubini. Come vedete, questi sono i miei ultimi due acquisti. Questo l'ho cercato tanto, poi alla fine l'ho trovato. C'è anche un video sul mio canale dedicato a questo vinile, e questo invece diciamo è uscito perché per il 30° anniversario l'anno scorso, Lorenzo 1994, ve lo faccio vedere, la ristampa di questo che è stato un LP, ha fatto la storia anche questo LP, diciamo, bellissimo. Io, come vi ho fatto vedere anche nella mia vecchia live dedicata a questo, ho la copia numero 59, di sole 500 copie, quindi è un'edizione limitata, numerata a sole 500 copie, quindi solo 500 persone hanno questo vinile, e quindi lo rimetto lì e così diciamo ci fa da sfondo. Ok? Allora mettiamo un po' i commenti, vediamo se si è collegato qualcuno. Ancora no, va bene, tanto io le live le faccio, rimangono lì, le potete vedere quando volete. Allora, questo scatolo non viene assolutamente da Amazon. Ho fatto questo acquisto direttamente qui, qua. Universal Official Store. Ma perché non mi mette a fuoco sta maledetta Oh, vedete? Allora, c'è da dire una cosa su questo Universal Official Store. Allora, io sono andato sul sito perché ho visto che c'era un'altra versione di questo vinile, e ho fatto l'acquisto. Ho comprato diversi vinili sul sito ufficiale della Universal Music Italia. Ok? Quello che ho sempre notato e ho sempre fatto presente a chi ascolta, a chi vede queste live, è che io quando vado a comprare sul sito della Universal succede una cosa un po' particolare che a me mi rende molto, molto contento, molto felice di questa cosa. Praticamente io vado a fare il pagamento con PayPal e il pagamento arriva direttamente ad un negozio di dischi a cui io sono molto molto affezionato. Ci sono passato davanti anche domenica scorsa quando siamo andati a Piazza Vittorio Emanuele, che c'era una festa per il compleanno cinese. Buongiorno Luke, buongiorno, 2 giorni, 2 live. Lo so, dovrò farne parecchie perché qua non puoi capire quante riviste ho di cui fare lo sfogliamo insieme, di cui parecchie anche dedicate ai Commodore. Quindi ho diverse riviste qua cartacee originali acquistate. Allora, innanzitutto diciamo si è collegato, e salutiamo Luca Cusani di Luke74 Channel. Andate a cercare su YouTube Luke74 Channel e andatevi a iscrivere al suo canale,
attivate le campanelle, fate tutto questo e seguite soprattutto, oltre a vedere i suoi video che sono molto interessanti, andate a vedere le sue live che sono qualcosa di spettacolare, diverse dalle mie, che sono diciamo delle live volte a diventare dei video. Le sue sono live da vivere, cioè c'è tanta gente, non solo c'è tanta gente, sono abilmente presentate e coinvolgono molto tutto il pubblico collegato, quindi diciamo le sue live sono molto più dinamiche. Le mie live sono molto più diciamo, rivolte a diventare dei video che rimangono lì e uno dice, ah, vedi se devo comprare o no questa cosa, vedo che lui già l'ha comprata, vedo che cosa dice, poi io posso dire anche cose sbagliate, capita pure spesso, però diciamo vi faccio vedere delle cose fisiche e quindi diciamo sono un po' diverse, quindi andate a seguire il canale Luke74 Channel. Dicevo che ho tante riviste qui anche dedicate ad Amiga e a Commodore in generale, quindi dovrò fare un sacco, ce ne saranno, quante ne so, una quindicina, 20, devo correre perché poi ho anche da fare ancora il teardown di un'altra più di 40 PC, e uno alla volta come li sto facendo, prima ne facevo due alla volta, adesso ne sto facendo una alla volta, insomma, vabbè, io ho delle conoscenze che cerco di rendere partecipe, mi dice che io ho molte conoscenze, forse questo è vero, però ho molta difficoltà ad esprimerle, molto spesso mi sbaglio, cioè, guardate che fare allora, vediamo di chiarire questo punto che è fondamentale, fare le live è tutt'altro che facile, dietro c'è, Luca lo sa benissimo, anche perché così ha cercato ed ha trovato anche degli ottimi collaboratori che gli fanno da registi, diciamo, ha aiutato, ha trovato dei collaboratori perché c'era la necessità che gli gestissero diciamo, la parte dei commenti, e quindi la chat, quella che si chiama la chat. Quindi diciamo non è una cosa proprio facilissima andare in live, vedere che le luci sono corrette, l'illuminazione, il microfono, cioè c'è tutto un retroscena molto complicato. Quindi diciamo che io cerco di fare tutte queste cose e come vedete io sono sempre da solo, cerco di fare tutto da solo. Poi non solo, io sto anche pubblicando ogni giorno almeno una compilation di musica, tra l'altro ce ne ho ancora più di 1000 da pubblicare, quindi mi devo sbrigare, devo cercare di pubblicare anche magari due compilation al giorno, se no andiamo avanti per 3 anni, non si può fare una cosa del genere, io vorrei accelerare. Quindi anche perché sto pubblicando tutto ciò che c'era sul mio canale Mixcloud, mixcloud.com/Renato De Vita, sto cercando di portarlo su YouTube, visto che YouTube non mi blocca, in rarissimi casi mi costringe a eliminare magari da una compilation di un'ora uno, massimo due brani, perché se sono tre a quel punto io cancello tutta la compilation perché non c'ha significato, però fino a uno o due brani io lascio la compilation eliminando quei due brani e magari sarà una compilation di un'ora, levando due brani da 3 minuti l'uno, circa ci levi 6 minuti, diciamo è ancora ascoltabile, ok? Quindi c'è tanta carne al fuoco, cioè, questo canale sto cercando di farlo crescere, anche pubblicando parecchio e facendo diverse live, quindi vi porto a conoscenza poi di ciò che io ho imparato nel tempo, di quelle che sono non tanto le cose che ho imparato, ma quelle che sono le mie emozioni di quei tempi, ok? Ho finito ieri sera tardi di rivedere insieme alla mia famiglia, ho fatto vedere sia a mia figlia che è del 2008, ha 16 anni, fa il terzo liceo linguistico, sia a mia moglie, perché io già l'avevo vista tutta, me la sono sparata tutta in un giorno, la serie degli 883, hanno ucciso l'uomo ragno, la straordinaria storia degli 883, quella serie trasmessa da Sky è qualcosa di spettacolare, mi ha fatto fare un tuffo nel passato veramente importante. Io sono, diciamo, ho seguito gli 883 da quando sono usciti, diciamo, dal primissimo singolo
all'LP, a tutti i remix che hanno citato. Poi c'è anche un video in cui ho fatto l'unboxing, che ho riacquistato i remix di alcuni loro brani fatti, che ne so, dai vari Fargetta, Usura, Datura. Tutti hanno remixato le canzoni di Molella, le canzoni degli 883 in quel tempo. Radio DJ andava per la maggiore, Claudio Cecchetto, che aveva già trovato Giovanotti, si è trovato questi due artisti tra le mani, e ovviamente ne ha fatto quello che sappiamo. Quindi anche lui deve parecchio a Claudio Cecchetto. Claudio Cecchetto, diciamo, molti dicono che è stato il migliore produttore, perché aveva una visione a lungo termine di qualcosa che gli capitava tra le mani, ok? Qualcosa che è diverso dai talent scout attuali, ok? Io, come il tuo pubblico, ti ascoltiamo volentieri. Sai cosa? Dovresti fare queste live di sera. Secondo me ci sarebbe... lo so, ma di sera io qua ho mia moglie, mia figlia, il cane, il gatto, cioè c'ho un casino che qui è improponibile. Dovrei, perché io ho sempre la Reni Caverna, che è abbandonata purtroppo, con i due giradischi, lì c'ho 5 amplificatori, 12 paia di casse, una cosa del genere, sì. Lì c'ho di tutto, c'ho gli equalizzatori, c'ho un sacco di equalizzatori, 3 mixer attaccati, avevo attaccato un sacco di roba, 3-4 piastre, 2 o 3 lettori CD, c'ho tutta una serie di cose lì, tutta messa, che era fatta per fare le live musicali, quella chiamiamola tavernetta, chiamiamola sala hobby, come vi pare. Però giù c'ho un casino invece, perché poi l'ho accatastata di roba un'altra volta e non ci si cammina più neanche. Lì giù ci sono i miei, diciamo, primissimi 2000 vinili, quelli che comprai tra gli anni 80 e 90, quello quando facevo il DJ, perché poi gli altri 4000 sono venuti, diciamo, dopo il 95, diciamo così, quando poi ho cominciato a comprare solo i vinili, che diciamo erano proprio per passione, mentre lì si compravano anche i vinili che potevano piacere al pubblico, perché facendo il DJ, diciamo, quasi come lavoro, anche se io non sono mai stato DJ resident di nessun locale tranne il Contact One. Vabbè, lì sono stato resident per 6 mesi, ma diciamo ero solo io, quindi non c'era nessun altro DJ. Era un locale in cui andavo a lavorare venerdì, sabato e domenica, quindi diciamo sì, ero DJ resident lì per 6 mesi, ma è stata un'esperienza che mi ha formato, che mi ha fatto capire tante cose. Però io facevo il DJ alle feste, anche nei locali, per carità, sono stato in diversi locali, ma perché? Perché il festeggiato e gli organizzatori dell'evento hanno optato per me, ma io andavo lì solo una volta e poi magari non ci capitavo più. Quindi ho girato tanti locali, ho girato tante case private, ho girato tanti box privati, tanti terrazzi privati, ho fatto delle feste su dei terrazzi che poi io portavo tutta l'attrezzatura, comprese tutte le luci, e quindi io passavo, quando stavo sui terrazzi e non c'erano soffitti, non c'era niente a cui appendere, che ne so, la palla prismatica o tutti i faretti, io prendevo e passavo fil de ferro, andavo lì con i rotoli di fil di ferro e li fissavo, che ne so, tra un palo e un altro, oppure 10-15 metri di fil di ferro, e poi al fil di ferro bello teso ci attaccavo le varie lampadine, che tanto pesavano poco, diciamo la singola lampadina poi tanto doveva illuminare dall'alto verso il basso. Io poi avevo le centraline che, se volete, vi faccio vedere poi dei video della mia saletta, perché io quando avevo la pizzeria Pizza Margherita, l'oasi della pinza romana, avevo anche una saletta. In questa saletta io avevo rimesso, tramite dei tralicci, questa volta comprai dei tralicci, proprio perché in questo caso la saletta io l'avevo affittata, quindi era mia, e diciamo l'attrezzatura poteva essere messa in modo fisso, e allora lì sono stato contentissimo. Io ho utilizzato tutta la mia attrezzatura degli anni 90 per la saletta. Ci sono tanti video su Facebook, mi sa che qualcuno lo voglio pubblicare anche su YouTube, lo vado a scaricare
e lo pubblico su YouTube, perché lì c'erano tutte le luci. Io avevo le luci stroboscopiche, che sono quelle che lampeggiano molto veloce, anni 90, con le lampadine fatte apposta per le luci stroboscopiche e col relè che scattava veloce, veloce, veloce e si sentiva tic 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 tic. Quelle, no? Quelle moderne, che adesso c'è un processore che controlla dei LED che lampeggiano veloci. Attenzione, quelle erano delle luci stroboscopiche con le lampadine sempre a incandescenza, che erano praticamente, senza che vado nel dettaglio, praticamente erano qualcosa di molto simile ai flash delle macchinette fotografiche. Voi sapete che il flash fa un flash molto veloce e si spegne. Quella tecnologia poteva essere usata benissimo per le luci stroboscopiche, perché la luce stroboscopica deve lampeggiare molto velocemente per dare poi quell'effetto a rallentatore quando tutto è buio. Quindi ci ho messo quelle, poi ci ho messo le luci di Wood. Che cos'è una luce di Wood? Tanto va bene tutto perché fa parte di Reni J. Questa è una live di Reni J, quindi prima di aprire questi pacchi io vi sto spiegando e raccontando, come faccio sempre, della mia vita. Le luci di Wood, dette anche luce nere o lampade a mercurio, erano delle lampadine, io ce l'avevo a incandescenza con il vero mercurio dentro, mercurio non si può più usare, perché poi infatti io ce ne avevo due di queste lampadine, erano delle lampadine grosse così, 160 watt l'una, erano tanti, Allora, queste luci di Wood avevano diciamo, la caratteristica di far risaltare i vestiti bianchi e poi tutto ciò che era disegnato con dei pennarelli appositi fosforescenti, e mettevano in risalto, se uno si faceva dei disegni sulle dita magari con un giallo chiaro, che diciamo alla luce non si vedeva, facevi il buio e si vedevano tutte queste strisce magari sulle dita, belle fosforescenti gialle. E queste luci di Wood io ce ne avevo due da 160 watt l'uno, però ovviamente quella la saletta era bella grande e allora dovetti comprarne altre, che ce le ho ancora tutte, perché poi quelle sono lampadine che non si fulminano quasi mai, e ho comprato quelle, diciamo, erano 30 watt a risparmio energetico, sempre luci di Wood, quindi luce nera o lampada a mercurio, e quindi ne avevo messe 10, 12 ce ne avevo praticamente, perché avevo lasciato pure le mie due vecchie che ancora ho e ancora funzionano, quelle a incandescenza dagli anni 90, quelle ancora funzionano. Ho due lampadine da 160 watt l'una grosse così, cioè erano proprio attacco E27 normale, l'attacco si metteva su un portalampada normale, ok? E poi ho quelle altre da 30 watt che praticamente tutte e 10 facevano il consumo di quelle due che io avevo, anzi pure meno, da 30 watt facevano tanta luce, e quelle pure sempre con lo stesso attacco E27, la classica lampadina, e ce l'avevo tutte accese e quindi mi illuminavano. Io spesso facevo anche diciamo delle cene cosiddette a lume di candela, e accendevo queste luci di Wood solo con la palla prismatica che girava. Poi la palla prismatica io avevo due faretti, perché la palla prismatica colorata era bella diciamo a vedersi, però doveva essere, per fare tutti i tondini intorno alle pareti e per terra, c'aveva bisogno dei punti luce. I punti luce erano dei semplici faretti, che però erano faretti particolari che facevano un fascio di luce che rimaneva concentrato pure a lunga distanza. Allora, sempre io tramite i tralicci, che avevano circa 2 metri di distanza dal centro, io al centro ho messo la palla e ho messo ben 3 fari, non l'avevo mai illuminata, con 3 fari veniva un effetto spettacolare intorno alla stanza con tutti questi cerchietti che giravano. È sempre tutta roba anni 90, tranne che uno dei due faretti l'ho dovuto comprare perché io ce ne avevo due di faretti per la palla, per la sfera prismatica. Quindi uno l'ho ricomprato e guarda caso l'ho trovato che era simile, sempre con la lampada a incandescenza, diciamo così, però quelle erano lampade, mi pare pure quelle erano 30 watt, era poco, perché quello emetteva un fascio diciamo concentrato di luce, no, non era un fascio laser, non c'entra niente di laser, quello era solo un fascio di luce concentrato che mentre con le lampadine si apre subito il fascio di luce e illumina diciamo un raggio più grande di spazio, quelli invece rimanevano concentrati e quindi tu potevi andare ad illuminare diciamo la palla che stava a una certa distanza, ok? E quindi con 3 punti luce veniva proprio un effetto molto molto bello,
ok? Io ce ne avevo due perché praticamente sennò si creava l'effetto d'ombra. Se io lo metto da una parte e illumino la palla, questo fascio illumina questa palla che è tutta con gli specchietti, questa riflette in tutte le direzioni tranne che qua dietro. Allora io ce ne avevo due, li mettevo uno di fronte all'altro, i due fari, e così riuscivo a coprire, diciamo, la palla era tutta illuminata e faceva il giro completo a 360 gradi. Queste sono tutte cose che io vi racconto, ma sono cose di vita vissute. Tutta sta roba io la mettevo dentro una Panda 750 Young, ok? Poi quindi c'erano le luci stroboscopiche, le lampade a mercurio di Wood o luce nere come le volete chiamare. Poi c'era un'altra cosa, le luci psichedeliche. Allora, agli anni 80, primissimi anni 90, si trovavano in quasi tutti i negozi queste luci psichedeliche col microfonino, diciamo i portalampade, sempre con le lampadine a incandescenza, e diciamo si accendevano a tempo di musica rispetto a quello che sentiva quel microfonino che c'era, no, altoparlantino, microfonino, quel microfono che c'era incorporato nella centralina. Uno di solito aveva la centralina più o meno vicino allo stereo che catturava la musica, e poi tramite delle prolunghe le lampadine le mettevi un po' diciamo distribuite per la stanza. Io sono partito con 3 luci psichedeliche e alla fine avevo ben 2 centraline di luci sequenziali programmate, tutto a incandescenza. Io partivo con un fascio di fili, praticamente ogni centralina comandava ben 8 lampadine indipendenti. 8 lampadine, quindi avevo 16 lampadine completamente indipendenti una dall'altra, programmate da microprocessore tramite dei pulsanti. C'erano 3 pulsanti che avevano 2 posizioni, quindi 3 alla seconda, 3 per 3, 9 programmi, ok? Ogni centralina aveva 9 programmi a disposizione. Quindi io con queste luci sequenziali, in aggiunta alle luci psichedeliche, che io avevo una centralina di luci psichedeliche molto bella, perché erano, diciamo, no, erano 6 luci psichedeliche, 6 comandate indipendentemente una dall'altra, e diciamo ogni uscita, cioè quindi ogni lampadina che io attaccavo a questa centralina di luci psichedeliche, le luci psichedeliche erano diverse da quelle programmate. Quelle programmate avevano delle sequenze diverse dei programmi di accensione e spegnimento. Le luci psichedeliche andavano a tempo di musica, ok? Però queste che avevo preso io andavano a tempo di musica in base alle frequenze della musica. Quindi c'erano 2 lampadine che si accendevano con i bassi, 2 lampadine che si accendevano con i medi e 2 lampadine che si accendevano con gli alti, ok? Quindi con le alte frequenze, medie frequenze e basse frequenze. Mi divertivo tantissimo, io già solo a montare tutto Stambaradam, che era solo un impianto luci. Poi io mi presentavo con 2 amplificatori, 4 casse. 2 di queste 4 casse erano divise in due, perché io avevo bassi mid range su 2 casse, destra e sinistra, e avevo i tweeter a tromba autocostruiti, me li ero fatti da solo, i tweeter a tromba, mi ricordo ancora, sono ancora su in soffitta questi tweeter a tromba, dentro a queste scatolette di legno, verniciati di nero con gli adesivi di Radio DJ, che erano questi qua che ho fatto vedere in tantissime mie live. Ce ne ho ancora tanti, questi io li presi a Expo Cartoon e li avevo messi su, queste sono originali fine anni 80, primi anni 90, in un'edizione di Expo Cartoon, Albertino, Molella, Fargetta e Prezioso vennero a Expo Cartoon, vennero a Roma e trasmisero, si può dire, hanno trasmesso, mi piace di più, hanno trasmesso la DJ Parade il sabato e il DJ Time del venerdì sera e del sabato direttamente da Expo Cartoon. Vedete? Radio DJ Network. Questi sono originali fine anni 80, non mi ricordo, dovrei andare a vedere, sicuramente da qualche parte c'è scritto quando Radio DJ è venuta a Roma all'Expo Cartoon.
E quindi diciamo avevo messo tutti questi adesivi su questo scatolo nero, diciamo, è una scatola perché ci sono i due buchi per i tweeter davanti. Tra l'altro ho comprato dei tweeter a tromba autofiltrati, cioè c'era il filtro già incorporato dentro, quindi io dovevo soltanto attaccarci il segnale proveniente dall'amplificatore. Strillavano che era una bellezza, qualità bassissima, però come resa sonora veramente ottima. Mi sembra che tanto c'ho quelli di riserva, però me se ne ruppe solo uno e quelli erano due tweeter per ogni canale, quindi erano due tweeter messi in serie, doppio tweeter messi in serie per ogni canale. Però uno dei quattro mi si ruppe, ma tanto ce n'ho 3-4 di riserva, sempre originali dell'epoca perché io li compravo in più, tanto erano tweeter, ripeto, bassa qualità, quindi basso costo, alta resa, essendo a tromba strillavano parecchio, tanto quando io andavo a fare questi eventi non era importante la qualità dell'audio come sono fissato io adesso, che a seconda, perché ho tante casse giù e ho tanti amplificatori, perché a seconda della musica che uno va ad ascoltare c'è bisogno anche di un altoparlante che la sappia rendere. Se io ho un altoparlante diciamo bass reflex che pompa parecchio, lì ci sento la musica da discoteca, musica molto movimentata, ma magari quello stesso altoparlante non va bene per sentire magari la musica classica. Oppure a me, se mi piace sentire della musica, per esempio, un po' più pop, un po' più lenta, diciamo, che ne so, un Baglioni, Venditti, che non fanno questa musica super pompata, bassi, non è neanche musica classica, musica piena di silenzi o di violini o di flauti, no. Allora a quel punto uno va a prendere un amplificatore ed un paio di casse che rendono meglio i medi, cioè uno vuole ascoltare meglio la voce, diciamo, quindi la voce viene trasmessa sulle medie frequenze e quindi quelle casse che hanno i medi migliori e hanno una resa per la voce migliore, a quel punto uno accende quella. E io avevo attaccato tutto giù dentro la sala hobby, c'è tutto attaccato, quello che vi sto raccontando è tutto vero. Tra l'altro ci sono pure i video sia su Facebook, mi pare che qualcuno l'ha pubblicato pure qua, ma qui me l'avevano mutati molti perché all'epoca i copyright ti facevano mutare tutta, diciamo, tutta la live, io li trasmettevo in live pure su YouTube, però su Facebook mi sembra che ci stanno ancora, dovrei scaricarli da Facebook e caricarli qui. Comunque ecco, io andavo pure e dovevo passare tutti i cavi delle casse, montare gli amplificatori, quindi io avevo, tra l'altro prima io avevo i due giradischi, la piastra perché se mi davano una cassetta, adesso in saletta venivano col cellulare, io gli davo il gecchetto, mettevano il gecchetto dentro il cellulare, all'epoca fino a quando io ho avuto la saletta i cellulari avevano ancora il jack della cuffia, adesso non ce l'hanno più, ci vuole l'adattatore USB-C jack, perché adesso i cellulari non hanno più il jack della cuffia analogica, la cuffia classica, quindi o ti compri le cuffie già con l'USB-C oppure ci sono gli adattatori che ho preso pure a mia figlia perché lei ha un paio di cuffie belle della Sony, però hanno il gecchetto e quindi il cellulare suo moderno non c'ha il gecchetto, io ho preso l'adattatore. Comunque, dicevo all'epoca la piastra era per questo, poi c'avevo un lettore CD normalissimo da impianto, era un Philips da battaglia, perché se volevo mettere, io avevo già qualche CD, soprattutto quando montavo e quando smontavo l'apparecchiatura, io lasciavo attaccato solo il CD, l'amplificatore con le casse, in modo che di sottofondo io mi mettevo, c'avevo dei CD molto belli, che ne so, Stevie Wonder, La Signora in Rosso, queste cose qua che potevano fare da sottofondo musicale, c'avevo delle belle compilation che avevo comprato, mettevo questa musica di sottofondo sia quando montavo che quando smontavo l'attrezzatura, siccome ci voleva a montare tutto un paio d'ore, a smontare con un'ora ci si faceva, perché a montare devi stare attento a come metti, passi, fai, dici a smontare, smonti tutto, butti dentro le scatole, certo ordinato, perché sennò io poi non c'avevo il tempo di mettere a casa e rimettere a mettere in ordine tutto, quindi tutto ordinato dentro le scatole, però sempre ci voleva meno tempo, non dovevi stare tanto attento, e quindi diciamo ecco sì, era
questo è un piccolo spaccato della mia storia di quando facevo il DJ. E l'ho fatto tante volte, ho riempito tante volte la Panda bianca di mia madre. Ancora ricordo la targa di quella Panda 18018Y. Quanti ricordi e quante feste ho fatto come DJ. Spero di non aver, diciamo, di non aver annoiato con questa parentesi. Detto questo, andiamo, in questo caso ancora non mi serve il coltellino. Stavo dicendo l'aneddoto qua. Allora, ho comprato questo disco sull'Universal Music Store Italia, sul sito della Universal, lo cercate tramite Google, lo trovate tranquillamente, e praticamente ho fatto il pagamento tramite PayPal. Il pagamento è arrivato direttamente alla discoteca laziale, quindi ecco perché tutto questo preambolo è per arrivare poi alla discoteca laziale, che è il mio negozio di dischi preferito, senza nulla togliere poi a Goody Music, che è spettacolare. Poi sul mio canale, se cercate Goody Music, c'è pure quando io mi sembra nel 2018 ci sono tornato e l'ho trovato praticamente identico a com'era negli anni 90, negli anni 80-90. Purtroppo adesso lì c'è una specie di pub dove c'era prima Goody Music, e accanto a questo pub c'è il negozio di dischi che si è molto rimpicciolito, però da quello che so e vedo c'ha parecchio movimento online, quindi vende parecchio online, e quindi il negozio fisico gigantesco non gli serviva più e l'hanno rimpicciolito parecchio. Però è sempre un ottimo negozio per DJ, quindi Goody Music, ancora la sua conosciutissima e famosissima scuola di DJ, e ovviamente vendono vedo che scatta un po' la live. Aspettate, prima che faccio, voglio vedere se mai corro ai ripari. Vediamo un po'. No, no, non scatta tanto, dai, si può sentire. Allora, quindi detto questo, andiamo a fare l'unboxing. Ah, non vi ho detto la fine dell'aneddoto, vedi, mi interrompo sempre. Quindi il pagamento è arrivato direttamente a Discoteca Laziale. Poi mi arriva la mail con scritto che la Discoteca Laziale ha spedito, tra l'altro io ce l'ho qui vicino, io tutti i venerdì, infatti io ho comprato un altro vinile online, però questa volta sul sito della Discoteca Laziale, perché sul sito della Universal non vi permette di scegliere come punto di ritiro la discoteca laziale, quindi siete obbligati a pagare le spese di spedizione. Questo è una parentesi. Io tutti i venerdì porto mia figlia al Teatro Brancaccio, sta via Merulana, che dista 500 metri dalla discoteca laziale. Quindi io, siccome tanto sto sempre lì sotto ad aspettare le 2 ore che mia figlia fa teatro per poi prenderla e riportarla a casa, di solito faccio una passeggiata lì intorno per Roma. Roma è bellissima, uno non si stanca mai di vederla, e quindi niente, questo sito della Universal non permette di mettere in ritiro la discoteca laziale, e quindi mi è arrivata la mail con scritto: la discoteca laziale ha spedito il tuo pacco, che è stato spedito con Amazon, e quindi mi ha dato il codice, diciamo la password di ritiro di Amazon. È arrivato un corriere Amazon, gli ho dato la password e mi ha consegnato questo, diciamo, questo scatolo, chiamiamolo così. Ok? Quindi pensate che giri sempre. Allora, io ho comprato sul sito ufficiale della Universal Store, ok? Pago con PayPal, il pagamento PayPal arriva alla discoteca laziale, la discoteca laziale spedisce con Amazon, e Amazon mi consegna questo, che questo su Amazon non c'è. Questo su Amazon non c'è. Ok? Andiamo a vedere cosa è. Allora, voglio aprire senza rompere l'imballo, vedete? E andiamo a vedere, guardate l'imballo però come è curato, è diverso da quello di Amazon, ok? Allora, eccolo qua, che mi è caduto qualcosa per terra? No. Allora, eccolo qua. Questo è
il corpo umano di Jovanotti, vedete? E questa è la versione autografata, vedete? Io ci tenevo, tra l'altro Jovanotti è andato alla discoteca laziale, Jovanotti è andato a fare il firmacopia alla discoteca laziale, ma io sapendo, perché ci vanno tanti artisti, alla discoteca laziale è il più bel negozio di vinili che io abbia visto a livello nazionale. E ho visto pure il Move On di Firenze, che è bellissimo, andatelo a vedere. Se capitate a Firenze cercate Move On e andate a vedere quel negozio che sotto c'ha un bellissimo ristorante pub e sopra c'è un bellissimo negozio di vinili, ok? Quindi questa è la versione limitatissima perché è autografata, ok? Io poi tra l'altro sono fissato che non le voglio aprire, però non vedo diciamo numeri, quindi questa è l'edizione autografata da Jovanotti presa dal sito ufficiale della Universal Music Italia, ok? E quindi questo è il primo, mettiamolo qui, va, ok? Andiamo a vedere questo, andiamo a sballare qua, sempre con il famoso coltellino, ok? Andiamo avanti, ok, e qui ce ne dovrebbero stare due secondo la bazzica, vediamo un po'. Oh. Questo me l'hanno messo proprio così, ok, questo è una copia di quello senza firma, ma proprio così non mi era mai capitato, sbattuto così. Vabbè, aspettate un attimo, quello dovrebbe essere, vediamo un po', e questo è un altro, ma allora, no, c'è qualcosa che non va, perché io ho comprato questo, però adesso questo io sono costretto ad aprirlo. Allora, questo però purtroppo hanno tutti la stessa copertina, porca la miseria, ma questi fanno le cose coi piedi. Allora, questo dovrebbe essere il doppio vinile rosso, copia esclusiva di Amazon.it, ok? Però è uguale identico, spiccicato. Voglio vedere tramite il codice a barre, voglio vedere il codice a barre se è diverso. Allora, vediamo, quello finisce per 3. Sì, è diverso il codice a barre. 9188. Il codice a barre è diverso. Quindi questo dovrebbe essere diciamo, il doppio vinile rosso, tiratura limitata, Amazon, edizione speciale Amazon.it. Quindi, però ovviamente, tranne il codice a barre, è tutto uguale. E lo mettiamo qua. E poi andiamo a fare, vedete il baffo sempre che ride di Amazon. Approfitto, visto che stiamo parlando di vinili, andate a visitare il mio sito internet www.ilmondodelvinile.it, andatelo a vedere. Qui facciamo l'unboxing al nostro solito dal pallino nel verso delle frecce e andiamo a togliere, ok? Allora, sempre col baffo che ride, andiamo ad aprire quest'altra ulteriore copia, ma questo a me mi pare un po' scemo, e questo dovrebbe essere il doppio vinile giallo non autografato, e questo è quello che si trova in tutti i negozi senza autografo, diciamo doppio vinile giallo, e questo non so, sarà stato stampato in migliaia di copie, proprio perché cosa c'è da dire su questo disco? Innanzitutto è già primo in classifica su Amazon tra i vinili e audiocassette, vinili CD e audiocassette venduti. Questo disco di Jovanotti è primo in classifica.
cos'altro c'è da dire sul corpo umano? Ce n'è tanto da dire perché io, avendo fatto quel video che sta in alto lì, che scorre, come vedete, scorrono tutte le parole delle varie canzoni, secondo me Giovanotti con questo LP ha voluto far vedere che anche nel 2025 si può uscire con un disco di musica italiana normale, stile normale, cioè ha fatto delle canzoni una più bella dell'altra senza dire una parolaccia. Ce n'è una dentro una delle 15 canzoni, sì, delle 15 canzoni che compongono questo LP, ce n'è una ma è messa lì quasi stona, cioè pensate un po'. Però senza fare allusioni a sesso, droga, tatuaggio, cioè quelli che sono gli argomenti della musica moderna. Lui ha fatto un album bellissimo, con delle parole stupende, con della musica stupenda, anche sfruttando in alcuni brani, ha sfruttato un minimo l'autotune, ma solo come effetto, come fece Cher, diciamo, quando usò per la prima volta l'autotune. Quindi diciamo che questo album è qualcosa, andatevelo a sentire, vi ho messo il link in descrizione al mio video YouTube. Praticamente ha fatto un album molto molto bello, molto diciamo non è stile anni 90, perché diciamo lui ha usato anche dei ritmi molto ricercati e molto moderni, cioè molto attuali, molto anni 2000, 2020, che vogliamo dire, però diciamo il tutto accompagnato da un'eleganza che diciamo molti lo criticano, però cioè le parole parlano da sole. Diciamo, questi brani sono uno più bello dell'altro. Addirittura a me mi è venuta in mente una cosa, addirittura per dire che se lui si fosse presentato con uno qualsiasi di questi 15 brani al Festival di Sanremo, secondo me a quel punto, mentre stava cantando, dovevano intervenire, dice no, no, guarda, fermiamo tutto perché qui non c'è storia, cioè se tu canti sta roba, il festival già l'hai vinto tu, non c'è gara, non c'è niente, cioè fermiamo tutto perché gli altri ovviamente, senza togliere niente agli altri tanti artisti del festival che partecipano, che stasera parte questo Festival di Sanremo, tra l'altro Giovanotti ospite speciale della prima serata del festival, quindi stasera magari pure se non vi piace il festival, però vi piace Giovanotti, andate a vedere, io pure lo vedrò la prima puntata del Festival di Sanremo, proprio perché c'è Giovanotti. Poi ovviamente c'è anche il Fanta Sanremo, la cui sigla Occhi di gatto è stata cantata da un'altra cantante che viene dagli anni 80 delle sigle dei cartoni animati, che è Cristina D'Avena. Lei ha fatto diciamo questa sigla, sarà presente pure in qualche puntata del Fanta Sanremo, quindi diciamo forse più per questo conviene. Ma poi non ci chiamate boomer, non dite che noi siamo vecchi perché ci piace questo tipo di musica, perché se questo tipo di musica non fosse ancora attuale, questo album non sarebbe primo in classifica come vendite, attenzione. Quindi diciamo che questo tipo di musica piace ancora. Dal mio punto di vista, a questo punto, veramente, per quanto sono belli questi brani, non potevano essere presentati a Sanremo. Cioè, secondo me, io non ho letto perché dicono che sono usciti su TV Serie Canzoni, sono uscite le parole di tutti i brani del festival. Io non compro né TV Serie Canzoni, né mi interessano neanche queste parole, però diciamo ascolterò e non ascolterò magari una volta sola tutti i brani del festival, ma me li ascolto se me li fanno uscire su YouTube o diciamo a tempo perso. Poi se ce n'è qualcuno che merita, perché no, in una prossima live magari ne parlerò anche di queste canzoni. Però secondo me, avendo visto, avendo sentito, poi tra l'altro per fare quel video, così, per fare questo video, questo che scorre qua, l'ho sentito un sacco di volte queste canzoni, questi brani. Devo dire che ogni volta che li... Tra l'altro è rarissimo che di un LP di 15 brani mi piacciono tutti. Cioè è difficile, ma sono tutte belle.
tutte canzoni bellissime, tutti brani che si fanno ascoltare pure più volte. Io in macchina, spesso e volentieri, quando vado ad accompagnare mia figlia, che da dove abitiamo noi siamo in periferia, vicino Ciampino, ad arrivare a Piazza Vittorio, sono scarsi 15 km neanche, ci vanno 45 minuti, alle volte anche un'ora ad arrivare lì, e io mi sento spesso e volentieri questo, diciamo, questo video che ho fatto io, lo metto lì, che gira attualmente, forse perché ha fatto poche visualizzazioni, ancora non c'è neanche la pubblicità, forse poi ce la metteranno, non lo so, perché YouTube ogni tanto prende e mette la pubblicità su alcuni video, anche se hanno fatto poche visualizzazioni, quindi non dipende neanche dalle visualizzazioni. Però attualmente, l'ultima volta mi pare che l'ho sentito venerdì scorso, non c'è ancora la pubblicità. Ma non posso dire se oggi c'è, non l'ho sentito, quindi diciamo che quello che vedete poi non è preso da YouTube, è il sorgente, il file sorgente originale che io ho nell'hard disk, quindi eh, diciamo è senza pubblicità ovviamente. Quindi niente, andiamo a vedere, ovviamente parlando del corpo umano, quantomeno io non li sballo perché so fissato che fino a che non ce n'ho la necessità non li apro, poi magari mi verrà voglia di ascoltarlo su vinile, sul mio Technics 1210 M5G, che è quello con cui faccio l'ascolto dei vinili, perché mentre con gli MK2, i 1210 storici che stanno giù in sala hobby, diciamo lì li mixo, mi ci diverto un po', diciamo è più volto al divertimento. Questo sopra di giradischi, che è il 1210 M5G, è più volto all'ascolto, quindi io metto lì, mi metto gli LP, i long playing, metto lato A, lato B e mi metto ad ascoltare, mentre giù mi metto a divertire. Di solito giù sento i dischi mix, che è una canzone, cambio, faccio, dico, oh, i 45 giri, ok, che stanno dietro a questa cosa, c'è una scatola piena di 45 giri, la uso come zavorra per poterci appoggiare i vinili. Allora, ovviamente vi vado a leggere i vari brani che compongono questo doppio vinile, questo album in LP doppio. Allora, il disco 1, lato A, ha Monte Cristo, ha Fuori Onda e Un mondo a parte, Senza se e senza ma. Queste già sono una più bella dell'altra. Al lato B del disco 1 c'è La mia gente, Le foglie di tè, bellissima, Le foglie di tè, qualcosa di spettacolare, e Grande da far paura, questa pure è un po' più movimentata, un po' più bella. Poi il disco 2, lato A, Innamorati e liberi, poi 101 pure è un brano bellissimo, poi c'è Universo e Lo scimpanzé, quindi sono 4 tracce al lato A del secondo disco, e poi altre 4 tracce, le ultime 4 tracce al lato B del secondo disco: L'aeroplano, La grande emozione, Celentano e Il corpo umano. Celentano, anche un brano dedicato a Celentano, ma solo perché lui, quando andava diciamo in viaggio, e diceva che era italiano, diciamo, lo associavano parecchio a Adriano Celentano, ma no, lui, diciamo, l'Italia è rappresentata da Adriano Celentano, ma diciamo non cioè è bello, è bello, è bello, andatevelo ad ascoltare, c'è il link in descrizione. Allora, cosa c'è da dire sulla copertina? La copertina ovviamente è presa da un gioco degli anni 80, prettamente degli anni 80, che è l'Allegro Chirurgo. Però cosa diciamo in più sulla copertina? Porca la miseria, non l'ho preso. Come posso fare? Come posso fare? Aspettate un attimo. Lo volevo fare e lo faccio. Allora, questa è la ristampa
di Giovanotti for President per il 30° anniversario, ok? Guardate, questo è Giovanotti. Che cosa notate tra questo e questo? Ha ripreso gli stessi boxer. Guardate, vedete? Guardate che spettacolo. Ha ripreso gli stessi boxer. Mi metto un po' più lontano così. Vedete? Quindi questo è Giovanotti for President, il primo album di Giovanotti. Guardate che spettacolo. Questa tra l'altro è una ristampa, ma io ho anche l'originale comprato proprio in quegli anni, quando uscì. E questa è invece la copertina dell'ultimo album 2025 di Giovanotti. E come vedete i boxer sono quelli, guardate, mo vi ho avvicinato questi boxer e poi vi avvicino questi. Quindi è stato detto al grafico, perché non riprendi i boxer del primo album di Giovanotti e li metti sull'Allegro Chirurgo. Guardate che fare una copertina è tutt'altro che semplice, ok? Quindi guardate che spettacolo. Questo è il primo album e questo è l'ultimo album di Giovanotti. Andiamo a leggere i titoli del primo album di Giovanotti, va. Go Giovanotti Go, Party President, Funky Lab, Gimme 5, I Need You. Poi c'è Giovanotti Sound, The Rappers, Ragamuffin e Mix. E in questo album soltanto bonus track Walking. Ok? Quindi nell'album originale si fermava qua. Quindi c'erano questi brani. Tra l'altro Go, 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 Giovanotti. Ta, 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 ta. Mamma mia, quanti ricordi. E tra l'altro su quest'album, su Giovanotti for President, non c'è neanche... Ah sì, non c'è Gimme 5 2 per esempio. Non c'è Ci si schiaccia, non c'è È qui la festa. Cioè, quelli sono usciti tutti dopo. Però questo album ha fatto scalpore, cioè veramente ha venduto tantissime copie. E lui che si voleva chiamare Joe Vanotti e gli hanno scritto Giovanotti, ne vogliamo parlare? Lui si voleva chiamare Joe Vanotti. Oh, come ti chiami tu diciamo da artista? Io mi chiamo Joe Vanotti. Sì, Joe Vanotti. C'ho scritto Giovanotti io, poi le due T rosse. Mia figlia, ma perché sono rosse le due T di Giovanotti? Mia figlia me l'ha chiesto. Io ho detto, ma tu vuoi sapere? Gli ho fatto vedere, questo è il primo disco di Giovanotti, sono sempre state rosse. Allora, questa copertina è identica a quella dell'album uscito negli anni 80, alla fine degli anni 80, comunque negli anni 80. E mia figlia gli ho detto, guarda che questo è il logo di Giovanotti con cui lui è diventato famoso. Ok? Quindi Giovanotti con le due T rosse, tra l'altro con questo logo, con la I attaccatissima all'ultima T, vedete? Cioè questo è tutto un logo che è copyright, qui c'è sta la R, è copyright quel logo, non so se ancora adesso, ma penso di sì, quel logo è copyright. E tra l'altro hanno usato, diciamo, le stesse. Tra l'altro questo è un doppio font, è un font fatto apposta per scrivere il corpo umano, È un font molto semplice, Giovanotti, il corpo umano, volume 1, che io ho ripreso pure per scriverlo lì sopra, che io l'ho riscritto, con il font e ho trovato il font della J, che la J è la lettera un po' più complicata da fare, comunque il font è un font abbastanza standard. È venuto molto... Quindi vi ripeto, un'ora live in chiusura di live. Guardate, quindi abbiamo tre copie, vediamo, sì, così le vedete, una, due e tre, di cui
Sono tutte diverse queste tre copie. Allora, questa è quella autografata proveniente dalla Universal Music Italia. Poi una delle due qua, mo non mi ricordo manco qual è, forse non me lo riesco a trovare perché lì c'era un codice a barre. Una è quella standard doppio vinile giallo, che vedete pure lì accanto nel mio filmato, e poi c'è la doppio vinile rosso, la doppia esclusiva Amazon.it. Io l'ho volute prendere tutte perché mi è piaciuto talmente tanto questo disco che me le terrò tutte, me le tengo tutte, tutte e tre queste copie, veramente. Quindi niente. Allora, abbiamo fatto questo unboxing, abbiamo visto, abbiamo parlato di Giovanotti, abbiamo parlato un po' del mio passato da DJ, anche grazie a Luca Cusani, Luke74 Channel, che ci ha dato un po' l'ispirazione per fare un viaggio nel passato, nel mio passato da DJ, quindi vi ho raccontato qualche aneddoto di quando io riempivo il pandino a Panda 750 Young e andavo poi col pandino pieno di roba a fare il DJ presso le vari eventi privati, anche presso locali, e mi divertivo tanto all'epoca, veramente, veramente. Mi portavo dietro un sacco di vinili, ma proprio tanti, perché per fare una serata ci volevano tanti vinili. All'epoca ce l'ho ancora su in soffitta, usavo le cassette del latte che già da sole, lo so, ma tanto rimane là, Michele, benvenuto. Michele rimane là, è una bellissima live perché ho raccontato, grazie a Luca, un aneddoto di quando io facevo il DJ, di quando negli anni 80, fine anni 80 e primi anni 90 io facevo il DJ, la prima metà degli anni 90. Ho raccontato un aneddoto pure che riguarda gli adesivi di Radio DJ distribuiti ad Expo Cartoon. Noi siamo riusciti a farci dare, addirittura poi ce li siamo divisi tra tutti gli amici, uno scatolone pieno di questi adesivi. Ci siamo fatti da tutto lo scatolone, loro li distribuivano 2 o 3 a testa. Noi avevamo fatto amicizia con il gruppo tra ragazze e ragazzi che distribuivano questi adesivi. Diciamo, tanto noi siamo stati là fino alla domenica sera, quindi in chiusura gli era avanzato uno scatolone, ce l'hanno dato a noi, hanno fatto finta che li avevano distribuiti, invece ce l'hanno dato a noi. Ho fatto vedere anche gli adesivi grandi così, quelli che mettevano sulle porte e sui muri di Radio DJ, anche quelli, alcuni me li sono staccati dai vetri, perché dai muri non si staccavano quegli adesivi così grandi. Allora andate a cercare cosa contiene questa cartellina arancione, il video, doppio video sul mio canale, lì ho fatto vedere gli adesivi di Radio DJ così grandi, ma veramente guardate i bracci, come diceva Boldi, non guardate le mani, guardate i bracci. Praticamente alcuni li avevo staccati dalle porte a vetri che si staccavano facilmente, altri ce l'hanno dati proprio originali, ancora da staccare, e ci hanno dato degli adesivi che all'epoca avevano pure un costo, perché una cosa sono questi qua che vabbè, sono adesivi così da dare, da distribuire, sono piccolini, ma quelli così grandi avevano un costo, erano identici a questi, identici, poi andate a vedere la live, e però erano di sta grandezza, cioè erano giganteschi, venivano attaccati ai muri, venivano attaccati alle porte, venivano attaccati dove c'era la possibilità, per far vedere che in fiera c'era lo stand dedicato a Radio DJ, dove c'era Albertino, c'era Fargetta. Tra l'altro hanno fatto, come ho già detto, la DJ Parade direttamente da Roma, da Expo Cartoon in Roma. Ok, quindi ho parlato anche di questo, ho parlato di tanti altri aneddoti, è stata una bella live, ho raccontato parecchio di me stesso, delle mie esperienze, che poi è quello che faccio durante le mie live. Di nuovo andate, se volete vedere, se vi piace anche questo album di Giovanotti, Il corpo umano, in descrizione c'è il link sia per comprare il CD o i vinili del corpo umano di Giovanotti, ma anche il link a questo video che vedete in alto per ascoltare tutto l'LP completo. Quindi c'è il link in descrizione. Andate diciamo, sulla descrizione di questo video e cliccate sul link e vi si apre quel video, così potete leggere tutte le parole mentre ascoltate le canzoni, ok? Mentre ascoltate tutti i brani che compongono questo LP. Allora, questo album.
Allora, siamo arrivati in finale di live, ok? In finale di live come mio solito vi invito a visitare i miei siti www.classe74.it che è quello principale, poi c'è il mondo del vinile.it per quanto riguarda Reni J e quindi la musica, poi c'è www.renijstore.it, anche quello dedicato alla musica e a tutto ciò che serve per ascoltarla, ok? Quindi cuffie, microfoni, giradischi, amplificatori, casse attive, passive, è un, diciamo, un negozio online di materiale che sta in vendita su Amazon però, eh. Io non vendo niente, io non possiedo niente, non vendo niente, ho solo fatto dei siti con dei link ad Amazon che puntano direttamente sul sito di Amazon. Quindi se avete bisogno di un microfono, di un paio di casse, di cuffie, un mixer perché volete un mixer e volete due CDJ, volete comprarvi una console per provare a vedere se vi piace il mondo del DJing, andate su renijstore.it e lì trovate tutto. Poi c'è legolando.it dedicata ai Lego, poi c'è ovviamente starwarsstore.it perché io sono un grandissimo fan di Star Wars, sia dei film che di tutte le varie serie animate e non che hanno fatto da spin-off a questi film, quindi diciamo io avendole viste tutte ho voluto fare un sito dedicato a Star Wars, però ovviamente è fermo da qualche anno, questo è indubbio, perché sto aspettando che prenda il successo necessario affinché convenga rimetterci le mani sopra, perché purtroppo per la rottura di questo coccio di hard disk dentro c'erano tutti i sorgenti di tutti i miei siti, si è scassato sto coso, purtroppo i sorgenti stavano solo qua, io di parecchie cose ho doppia copia, in quel caso stavo lavorando lì sopra, si è rotto, si è scassato, non si riesce più a leggere in nessun modo, so 5 anni che è rotto, 3 anni, non lo so, sono tanti anni che è rotto, purtroppo non sono riuscito a recuperare niente, quindi ci dovrei rimettere le mani da zero quasi, prendere quello, rifarlo uguale ed aggiungerci del materiale, deve valere la pena. Se ho abbastanza visite ai vari siti, allora ne vale la pena e ci perdo tempo, altrimenti continuo dedicando il mio tempo direttamente a questo canale YouTube che sto cercando di far crescere. Vi invito ad iscrivervi al mio canale qualora questi contenuti siano di vostro gradimento, vi invito a mettere il like alla live, a condividerla e diciamo a iscrivervi al mio canale che è youtube.com/Renato De Vita, proprio semplicissimo, tutto scritto attaccato, youtube.com/, quella per così, no, voi la vedete quella per così, insomma, vabbè, la slash quella che sta sopra all'8 del tastierino numerico o sopra al 7 dei numeri della tastiera, per intenderci, quella slash là, Renato De Vita, tutto attaccato, senza spazi, scrivete quello e vi si apre direttamente il mio canale YouTube, più facile così non lo potevo fare. Quindi iscrivetevi, campanella, condividete, aiutatemi a crescere, che è l'unica cosa di cui ho bisogno. Questo canale non sarà né mai monetizzato perché non mi interessa demonetizzare il canale, né ci saranno contenuti per abbonati, abbonamenti, impicci, imbrogli, mai, non è mio interesse. Cioè a me già basta se fate gli acquisti su Amazon partendo per i miei siti. Ok? Questo è quello che volevo dirvi. Il corpo umano di Giovanotti, andate a fare gli acquisti tramite i link che trovate in descrizione di questo video se volete il CD o il vinile di questo album. Che dirvi? Grazie di essere stati qui con me, sono le ore 12 e 13 minuti di questo martedì 11 febbraio 2025. Grazie mille di nuovo di essere stati qui con me. Ora io però non so la sigla finale, dove caspito stanno le sigle finali, che è Reni J, Reni J, Reni J, Reni J. Devo ancora rifare le sigle finali per quanto riguarda questo. Mamma mia, sto indietro con questo lavoro. Devo fare, diciamo, le sigle finali. Vabbè, mo me le faccio. Mi devo fare tutte le sigle finali. Guardate che è una cosa, pure quello ci vuole un sacco di lavoro per farle, eh. Quindi io, oltre a pubblicare tutte queste compilation audio che sto pubblicando sul mio sito, faccio le live, devo fare il teardown di un sacco di PC, dobbiamo fare lo sfogliamo insieme, dicevo pure prima quando c'era Luca Cusani,
saranno una ventina di riviste qua che stiamo in dietro, che lo sfogliamo insieme. Devo fare pure questi video, le intro, quindi i video di entrata, i video di uscita delle live. Uff, e quante cose bisogna fare, certo tenere sotto controllo tutto e contemporaneamente mandare avanti anche la famiglia e stare a disposizione della famiglia, cioè guardate che incastrare tutto non è facile, non è facile. Grazie mille a Giovanotti per aver fatto uscire un così bel vinile, un così bel diciamo album nel 2025. Andatevi a vedere Sanremo stasera perché ci sarà proprio Giovanotti come ospite speciale. Detto questo, ci vediamo presto alla prossima live. Io vi dico, non so mai quando sarà, magari domani perché io qui sto riportando giù i vari PC dalla soffitta, poi se mia moglie vede che stanno tutti qua, me mena, me caccia di casa e non si può fare. Me mena tra virgolette, noi stiamo veramente bene insieme, siamo una famiglia molto unita, devo dire la verità, da questo punto di vista è bellissimo, quindi c'è da tutti, da entrambe le parti, sia mia, di mia figlia, di mia moglie, c'è massima elasticità in tutto, quindi siamo una famiglia molto unita, stiamo molto bene insieme, quindi questo è l'importante poi alla fine, quello che a me preme di più, ok? Grazie, anzi saluto tanto sia mia figlia che mia moglie, se vedranno mai questa live, ma loro non le vedono mai le mie live, quindi perciò non le menziono mai, perché tanto non le vedono, ok? Grazie a tutti di essere stati qui con me, con Reni J questa volta, ok? Grazie. Buon pomeriggio, buon proseguimento di giornata, ci vediamo presto. Ciao da Reni J.